Benvenuti alla Trattoria Olivo a Barassi, io sono Giacomo e questo è mio papà Fausto. Oggi prepareremo per l'occasione i panzotti con la salsa di noci. Gli ingredienti per il ripieno sono la voragine e le bietoline, le uova, qua abbiamo la ricotta di Palazzuolo nostrana e la noce moscata. Per la salsa di noci invece abbiamo le noci, il parmigiano reggiano e l'olio Riviera Ligure DOP. Adesso mio padre vi farà vedere come preparare i panzotti. Allora, per i nostri panzotti che stiamo per preparare utilizziamo pochissime cose basi, che sono per la pasta la farina, acqua tiepida e un po' d'olio extravergine d'oliva. Un pizzico di sale, mischiamo il tutto e prepariamo questa sfoglia. Per il ripieno le verdure che abbiamo prima presentato vengono scottate in acqua bollente, precedentemente lavate almeno 3 volte, tagliate a coltello con l'aggiunta dei prodotti che abbiamo fatto prima, si mettono nel suo sac à poche e si procede. È una forma classica, però sempre valida. Risulteranno molto morbidi perché, non essendoci di uova, bastano 2 minuti di cottura. Ecco qua. Qua ci sono i panzotti pronti da cuocere. Questa avanzo, chiaramente essendo liguri non buttiamo via nulla, e però non si può più riusare per fare altri panzotti perché non verrebbero più così morbidi, si usa per fare dei taglierini. Dunque, qua ci sono i panzotti pronti che ho cotto e va condito con la nostra salsa di noci, precedentemente allungata con un po' d'acqua di cottura. Per notare la sottilezza della pasta. Un filo d'olio magari sopra. È sempre Riviera Ligure DOP. Ora vi ricordo tutti gli ingredienti. Per la pasta 2 etti di farina, un bicchiere d'acqua, un cucchiaio d'olio Riviera Ligure DOP, un pizzico di sale. Per il ripieno invece un mazzetto di voragine, un mazzetto di bietole, 3 uova, 3 cucchiai di parmigiano, 3 etti di ricotta, olio di oliva, una grattata di noce moscata. Per la salsa di noci invece un etto di noci, olio, parmigiano 2 cucchiai, sale, noce moscata una grattata, acqua di cottura 3 cucchiai. Buon appetito con Genova Gourmet, la vera Genova nel piatto. È un piatto molto classico e peculiare della cucina del Levante e soprattutto del Golfo Paradiso. La curiosità è che si tratta di una sorta di panzotti, proprio dalla parola pancia grossa, di ravioli di magro che teoricamente oggi è difficilissimo poterlo realizzare, dovevano avere nel loro ripieno di verdura soprattutto le 7 erbe magiche del prebugiun, cioè delle erbe che vengono bollite insieme o pre-preparate. Oggi si lavora molto con le bietole, le voragini e con la verdura di stagione, ma questo era l'aspetto, diciamo, fantasioso. La curiosità è la salsa di noci. La salsa di noci è molto più antica del pesto, potrebbe essere anche per certi aspetti una sua antenata. I genovesi impararono a lavorare noci, mandorle in salse, in varie modificazioni sia dolci che salate, apprendendole fin dai tempi delle crociate dalla cucina orientale, dalla cucina araba e da tutte le cucine esotiche. Li portarono come modelli alimentari a Genova e quindi noi abbiamo già la salsa di noci e piatti simili addirittura in cuciniere del 1300.